8 persone sono state arrestate tra Gioia Tauro e Rosarno nel Regino per spaccio di eroina e cocaina. Gli arresti sono stati compiuti dalla polizia del commissariato di Gioia Tauro. L'operazione è stata denominata Short Message perché la rete di piccoli spacciatori comunicava con i propri clienti usando prevalentemente gli SMS. Il centro dello spaccio al dettaglio era un quartiere popolare di Rosarno, nella prima periferia. È finito nuovamente nel mirino il comune di Isola Caporizzuto, nel Crotonese. Questa notte infatti i vandali hanno devastato gli uffici allocati nella sede decentrata del rione Suggesaro, che ospitano tra gli altri anche i servizi demografici, elettorali e i tributi. Per introdursi all'interno della struttura hanno forzato la porta dell'uscita di sicurezza posta al primo piano dello stabile. I danni più rilevanti nell'ufficio anagrafe, dove sono stati rubati 6 computer e attrezzatura elettronica. Dopo aver tirato fuori dai cassetti e sparpagliato tutti i documenti, sono stati imbrattati muri e tavoli con frasi volgari e minacce rivolte al sindaco Carolina Girasole. Sono in partenza alla volta del teatro operativo afghano i 500 militari del 1° reggimento bersaglieri. La prima aliquota partirà già il prossimo weekend e le restanti continueranno sino a tutto il mese di marzo, quando la quasi totalità del reggimento sarà schierata nell'ovest dell'Afghanistan per 6 mesi. Questa mattina a Cosenza si è svolta la cerimonia di saluto a tutto il personale del reggimento. Tra i 500 militari in partenza, anche 60 donne che svolgeranno sia attività operativa che logistiche di supporto al battaglione. Michele Affidato ha presentato stamani nel suo nuovo showroom di Crotone il premio che nel Festival di Sanremo, per la serata Viva l'Italia nel mondo del 16 febbraio prossimo, sarà assegnato all'interpretazione della canzone italiana più bella nel mondo. Si tratta di un globo terrestre con rilievi in foglia oro e smalti, poggiato su una base di plexiglass e specchi. È la terza volta che al maestro orafo crotonese viene affidato l'incarico di fare i premi alla kermesse musicale più importante d'Italia.